Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare di come si suol dire, di un esoterista che ha divulgato alcuni concetti molto importanti della magia, ma che in realtà la gente lo scambia con un altro nome. Praticamente lui si è nascosto dietro un altro personaggio. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di De Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 il vostro Marietto Veneziano con il De Garda coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito e siete tutti invitati. Siamo più di 180 e qui sotto in descrizione ci sono i link sia per i gruppi Facebook e in Telegram. Vi ricordo che anche nel sito alcapitano.altervista.org ci sono tantissimi ebook gratuiti che parlano di circuiti radionici e quadranti radiostesici da scaricare, e qui sotto ci sono i link in descrizione. Bene, parliamo un po' di questa storia che mi è successo più o meno quando avevo 12 anni, quindi più di 43 anni fa, più o meno 44. Cosa è successo? A quel tempo lì il vostro Marietto, insomma, se la faceva sotto, aveva 12 anni e vedeva tutto il mondo nero. Aveva già tentato da un po' di tempo di andarsene da questo mondo, tornare su da dove era risceso a 7 anni e mezzo, ma non ce la faceva, non c'era nulla da fare, non volevano lasciarmi andare. E allora cosa è successo? Il capitano degli Alpini di Torino un giorno in astrale mi porta davanti a un prato e mi disse: tu qui a 26 anni, cioè io ne avevo 12 in quel momento lì, mi porta nel futuro in astrale e mi fece vedere che in quel prato lì a 26 anni sarebbe stata costruita, quando io avevo 26 anni ci sarebbe stata una, come si vuol dire, una chiesa, un culto, cioè praticamente una struttura alberghiera dove praticamente c'era dentro una chiesa evangelica, e mi fece vedere praticamente che da lì mi sarei incominciato a staccare da quel posto malefico dove il vostro Marietto avrebbe vissuto fino a 23 anni. Anche il vostro Marietto era molto contento, non vedeva l'ora di far volare via questi anni, però vedeva un prato, in quel momento lì c'era un prato e stentava a crederci, però era andato a praticamente a 26 anni e aveva visto questa situazione. E poi il capitano degli Alpini di Torino ha cominciato a parlargli anche di Franz Bardon, che il vostro Marietto avrebbe avuto tutta la trilogia di Franz Bardon e praticamente avrei avuto un salto non quantico, ma un salto evolutivo anche a livello magico, esoterico. Cioè questi libri qui sarebbero stati fondamentali per la mia crescita a livello magico. Anche il vostro Marietto era tutto gasato e gli chiese al capitano degli Alpini di Torino: caspita, ma chi era questo personaggio? Il problema è che il capitano degli Alpini di Torino mi disse: guarda, questi libri non li ha scritti lui. Io rimasi stupito: ma come? In quel momento lì in cui io sarò a 50 anni e avrò questi libri, tutti diranno che questo era un grande esoterista. E il capitano degli Alpini di Torino mi disse: no, guarda, questi libri li ha scritti qualche d'un altro prima di morire e ha fatto in modo che passasse il messaggio come se li avesse scritti lui. E mi disse anche il nome di quest'altro personaggio qua. Era un generale tedesco, uno dei più grandi generali della seconda guerra mondiale, anzi questo generale qui aveva una cultura esoterica immensa, no? Solo che aveva già visto la sua vita, sapeva che sarebbe morto e che quindi non avrebbero mai pubblicato col suo nome questi libri. E allora fece in modo che tutto ciò che sarebbe stato divulgato tramite il nome di questo Franz Bardon. Perché il vostro Marietto non riusciva a capire queste logiche, questi trucchi, questi mimetismi, no? E dice: ma com'è possibile che un uomo tipo questo generale, come si suol dire, tedesco, desse o facesse in modo che altre persone prendessero il suo materiale didattico e lo divulgassero? E appunto il capitano degli Alpini di Torino mi disse che
questo generale, sapeva già come sarebbe andata a finire la guerra, ma pur di aiutare il proprio popolo, no? Il proprio popolo tedesco, avrebbe dato la possibilità a quelli che sarebbero venuti dopo di poter usufruire di questo materiale esoterico, facendo passare come si dice, divulgatore questo Franz Bardon. Anzi, il capitano degli Alpini di Torino mi disse che Franz Bardon se l'era fatta sotto durante la seconda guerra mondiale e quindi di conseguenza non aveva aiutato il Führer, sebbene sapesse come fosse andata realmente la guerra. Quindi il vostro Marietto a un certo punto restò allibito, non credeva una parola di quello che disse come si suol dire, il capitano degli Alpini di Torino, perché gli sembrava impossibile che uno avrebbe fatto o avesse fatto questo passo così importante, cioè togliersi la possibilità di gridare al mondo che era lui il generatore di queste conoscenze, e poi passarono ad altri discorsi. Perché dico questo? Perché molte volte alcuni grandi messaggi non sono le persone che saltano in prima pagina o saltano sul web a starnazzare, ma praticamente c'è dietro qualcuno che le sta pilotando e deve stare nascosto per poter continuare a fare il suo job. Infatti, ad esempio, nel Mago Frappato, Franz Bardon spiega tante cose e spara praticamente, nel senso, in un certo incolpevolizza il Führer di certe cose, ma nella realtà il Mago Frappato bisogna leggerlo al rovescio, cioè nel senso si inizia sempre da prima pagina a leggerlo, ma bisogna capire che il nemico principale non era il Führer, ma era bensì qualcun altro. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!